Doveva essere un weekend di fatica, certo, ma anche di sole, festa, divertimento e invece ci arriviamo tra poco. Gallio, uno dei 7 comuni dell'altopiano di Asiago, circondato dalle sue montagne, dei paesaggi stupendi e dei trampolini di salto con gli sci. Come avrete immaginato, siamo qui per correre la Marathon dell'Altopiano, quindi come sempre scopriamo insieme il percorso. Partenza dal centro di Gallio, si sale verso le Melette, qui abbiamo il mezzo. Oggi la proviamo quasi tutta la gara, tranne la prima parte in asfalto, che tanto è sempre quella, ormai la so a memoria, quindi salviamo un po' la gamba per domenica. Da centro sci le Melette, questo qui alle mie spalle, saliamo in direzione Campomulo per affrontare la prima parte, che è quella del Classic, è un anello un po' più semplice rispetto al marathon, che sarà più intenso e anche più tecnico secondo me. Ora inizia un pezzo che è la parte del Classic, che ci porta in direzione Piana di Marcesina. È molto divertente, ma non l'ho mai provata più di tanto, quindi me la studio per bene. Bel single track, molto pulito. Ah, quanta acqua! Minchia se si scivola! Iniziata ufficialmente la seconda salita più lunga, ed è bella lunga perché sono 8,5 km per 410 di dislivello con una pendenza media del 5%. A few moments later. Mamma che figa in altopiano oggi! Bella, bella bionda! Qua quando le mucche stanno buttate di solito è perché verrà a piovere, giusto? Ma non spaventarti! Questo race vlog sta diventando più un vlog di una giornata sull'altopiano di... la madonna che rampona! Qui vedo cartelli che indicano generalmente discesa pericolosa. Era proprio questo che stavo aspettando. Un po' di tecnica. Nel frattempo ho trovato Daniele. Ciao. Che ci segue sul canale e quindi abbiamo anche un po' di compagnia oggi per divertirci insieme. Qui ora questa parte del marathon è caratterizzata da queste parti molto tecniche in salita, spaccate, molto ripide, e bisogna arrivarci, non dico freschi, ma con del margine qui, perché se no non si va più su veramente. Inizia ora la discesa più lunga e anche più impegnativa secondo me. Che bella sta discesa, madonna, quanto mi gaso. Quante vibrazioni sulla bici qui. Dovrei tenere una pressione più bassa, però è tanto cattivo sto sentiero. Qua vado giù dritto. Occhio agli scalini qua! Prego! Grazie! Qua! Passaggio non banale! Raga, il percorso mi piace molto, è bello tecnico, bello scassato, molto da guidare. Bisogna stare tanto attenti, l'ho già detto nella prova percorso, a forature, scivolate e anche e soprattutto a gestirsi bene. Comunque sono contento, se riesco a gestirmi bene penso di poter fare una bella gara lo stesso, anche se non è proprio una delle mie specialità, nel senso che sono abituato a fare cross country, non un marathon, ma ci sto un po' lavorando insomma. Percorso bellissimo, tecnico al punto giusto, non scontato, quindi tutto sembra preannunciare una super gara. Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra sia finita. Seduto su 2 ruote qui con te, ti racconterò di Tom, il super fico di Kel. Turututuru, tuturututuru.
adesso sto facendo un po' di scarico nel sabato prima della gara, come al solito. Sto sfruttando questa strada che è una manna dal cielo sull'altopiano di Asiago, quindi tra Gallio e Foggia è top veramente. E quali sono le principali cose che ho notato provando questo percorso? La prima è che sicuramente è un percorso super esigente dal punto di vista fisico e atletico, quindi bisognerà gestire nel migliore dei modi quelle che sono le energie e le nostre riserve, perché una volta esaurite non sarà più possibile continuare in questo percorso qui. Ci sono delle rampe veramente dure e quindi non si va su. Archiviato quello che è questo discorso, c'è anche il discorso tecnico di guida, quindi l'assetto della bici, che secondo me va cambiato, perché ragazzi, se le pressioni sono regolabili bisogna anche avere un po' la sensibilità di dire le vario in base al percorso che vado ad affrontare, no? Poi diciamo che domani ci sarà un mezzo alluvione, quindi con condizioni di bagnato ci saranno velocità inferiori, di conseguenza una pressione più bassa delle sospensioni aiuta maggiormente. E a proposito di meteo, domani non si prospetta affatto una situazione semplice, soprattutto da gestire, perché hanno messo allerta meteo, quindi io penso che ci saranno degli aggiustamenti nel percorso, perché sennò verrà fuori qualcosa di abbastanza, tra virgolette, pericoloso per qualcuno e bisognerà stare veramente attenti. Ma ho come il sentore che il percorso marathon verrà modificato e ci indirizzeranno tutti quanti sul classic, perché hanno messo proprio tanta acqua, quindi bisogna valutare tutto. E in queste situazioni noi siamo pronti, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo mangiato bene, dormito bene, allenati bene, la bici è a posto, quindi bisogna avere un po' il cuore in pace e essere sereni, perché tanto quello che potevamo fare è stato fatto e di conseguenza adesso sono condizioni esterne che non dipendono da noi. E a proposito di cose che non dipendono da noi, il pomeriggio sono andato alla riunione tecnica per capire se ci sarebbero state delle modifiche causa meteo, ma sembra tutto da programma, quindi si va a letto tranquilli, penserete voi. Ciao raga, domenica mattina. Stamattina è dura, è durissima. Ho dormito mezz'ora stanotte, c'è stato un temporale della Madonna e sono un po' frastornato, la testa un po' tra le nuvole e sono anche abbastanza preoccupato perché il meteo mette un disastro di acqua e noi non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare. Sono le 8, ma per il momento pioviggina, però c'è prevista tutta questa acqua, vuol dire che prima o poi arriverà. Non so se dovrò correre il marathon, se ci metteranno tutti nel classic. Ora mi informo e poi corriamo. Vediamo se riesco a fare 10 minuti di riscaldamento. Ecco, comunicazione di servizio, marathon annullato, quindi faremo tutti il classic come ho detto, e partenza posticipata di mezz'ora, quindi alle ore 9. Non so se dai miei occhi si veda quanto male sono preso, speriamo di non farci male, dai, quello è l'importante. Poi la gara, pazienza, se ne fanno 20, 25, 30 gare all'anno, quindi se uno va male non è un problema, però l'importante è appunto cercare di non fare errori che insomma ci compromettano un po' tutto l'anno e quindi farci male per stanchezza o poca concentrazione. Sto facendo fatica a parlare, anche sono un po'... Poco dopo questa clip è iniziato a diluviare, ma veramente forte. Le condizioni sono molto al limite e l'ansia comincia a salire, ma si parte lo stesso. Via, si imbocca subito la salita che ci porta a Campomulo sotto un'acqua torrenziale, talmente forte che al primo passaggio non riconosco neanche i miei. Le gambe comunque non sono male, quindi dopo essermi più o meno riscaldato aumento un pochino il ritmo e affronto la discesa che mi porta al primo rifornimento. Dai, tieni duro, bello. È veramente difficile correre così. C'è talmente tanta acqua che in alcuni punti non si vede neanche la strada e proprio quando sono a metà della salita più lunga, gara accorciata ulteriormente. Ma questo cambia un po' tutto e allora si arriva subito al secondo e ultimo rifornimento dove comincio veramente a essere in crisi. Dai Giacomo, dai, tieni duro. Dai che è l'ultima. Vai, bravo, dai.
Da qui al traguardo, sfruttando la discesa e la tecnica, riesco a recuperare una decina di posizioni. Ultimo chilometro, una volata e siamo all'arrivo. Quinto elite e 16° assoluto, assolutamente niente male considerata la giornata difficilissima, quindi dopo una bella lavata, questa volta per davvero, ci andiamo a gustare le premiazioni insieme ad atleti di tutto rispetto. Anche oggi le emozioni sono state tante, la notte passata, gli occhi pieni di terra, i mezzi pianti fatti dalla disperazione durante la gara e infine la gioia. Grazie a chi era lungo il percorso, a chi ci ha fatto il tifo e grazie agli atleti che hanno condiviso con me questa giornata.